Siamo con Giuseppe Bortolussi, presidente del consorzio Corridoio Italia-Serbia, alla vigilia di un'importante iniziativa che questa mattina prenderà il via. Ce la facciamo spiegare da lui. Allora, buongiorno. Il Consorzio Italia-Serbia è un'iniziativa, come è stata appena evocata, che ha lo scopo di portare avanti la cultura della logistica, della trasportistica verso i paesi dei Balcani, dove è dislocata parecchia industria italiana e naturalmente il corridoio anche per la Russia e i paesi che ovviamente sono dell'ex Unione Sovietica. Tutto questo perché la nostra cultura deve essere affinata alla cultura di questi paesi che sono entrati dopo anni di comunismo all'interno di un sistema di mercato che noi conosciamo ormai da qualche 50 anni. Ecco, oggi però succede qualcosa di particolare che ci illustra il Presidente. Oggi succede questo, che è uno degli accordi che abbiamo messo a punto. Uno è stato fatto a Belgrado con le importanti istituzioni della Repubblica di Serbia nel luglio del 2014 e questo fa seguito a quel tipo di accordo con il mondo delle dogane. La dogana italiana, anzi la dogana europea, ci concede questo privilegio di essere un po' il messaggero nella cultura dei traffici transfrontalieri. Ecco, quali benefici per il Pordenonese? Certamente il beneficio maggiore è che il beneficio migliore è il fatto che si avvicinano le parti, soprattutto le parti pubbliche, la parte cosiddetta burocratica, che ha deciso di essere al servizio delle imprese per dare alle imprese maggiore slancio e maggiore possibilità di operare sui mercati.